Oltre 750.000 euro è il valore del patrimonio sequestrato a Giuseppe Mormina, figlio di Francesco, ritenuto capo del clan di Cattolica Eraclea. Nel mirino del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento sono finiti immobili, terreni, aziende e conti correnti. L'operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle su esecuzione dell'ordinanza emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Via Mazzini. In particolare i finanzieri hanno posto i sigilli a 7 immobili residenziali, un complesso aziendale operante nel settore agricolo e 22 terreni situati nel comune di Cattolica Eraclea, nonché conti correnti e di deposito. Il provvedimento, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, mette in evidenza la pericolosità di Mormina, legato secondo gli inquirenti a personaggi criminali di calibro internazionale, di quali il più noto senza dubbio Nick Rizzuto. Mormina inoltre, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto rapporti con gli altri esponenti del clan ritenuti capi delle famiglie di Ribera e di Sciacca.